tumore del colon retto è uno dei tumori più frequenti nei paesi occidentali, ma è anche una delle malattie in cui la prevenzione funziona. Questo perché i tumori dell'intestino non si sviluppano improvvisamente, ma originano da polipi benigni che talvolta possono evolvere in neoplasie e abbiamo a disposizione strumenti semplici come il test del sangue occulto nelle feci, che permette di individuare eventuali tracce di sangue non visibili ad occhio nudo, e laddove il test è positivo si esegue una colonoscopia che permette di esplorare direttamente l'interno dell'intestino e di individuare queste malattie o di rimuovere i polipi prima che questi si trasformino. Quindi aderire ai programmi di screening è fondamentale. Accanto a questo abbiamo anche un altro strumento, un'altra potenzialità molto efficace nel ridurre il rischio di insorgenza dei tumori del colon retto, che è rappresentata dallo stile di vita. Semplici pratiche che adottiamo nella vita quotidiana possono ridurre il rischio che queste malattie, e non solo, si presentino. Un'alimentazione equilibrata, una dieta mediterranea, quindi ricca di frutta, verdura, legumi, cereali integrali, possono ridurre il rischio, mentre d'altra parte evitare l'alcol, limitare il consumo di carni rosse, carni lavorate come gli insaccati e i salumi, che possono invece aumentare il rischio, ci aiuta ad avere una dieta equilibrata e a mantenere la salute del nostro intestino. Il messaggio quindi è semplice e certo: partecipare, aderire allo screening e adottare uno stile di vita sano, fare attività moderata fisica sono due strumenti molto semplici che possono aiutarci a prenderci cura della nostra salute.